Assessore, Made in Italy in crisi, come fare per educare e sensibilizzare la nuova generazione? Made in Italy non è in crisi secondo me, Made in Italy anzi, soprattutto quando si parla di qualità, oggi è indubbiamente il top della richiesta da parte del consumatore. Certo ha dei costi, certo ha una qualità che viene garantita dal rispetto delle regole. Certo è che dietro vi stanno anni di lavoro, anni di ricerca e innovazione, anni di creatività, di produzione, di ricerca di prodotto. Dietro a tutto questo noi dobbiamo riuscire a comunicare al consumatore quanto sia importante comprare un prodotto made in Italy, quanto sia uno sicuro per la salute prima di tutto, due che vuol dire che si continua a dare un'attenzione alle eccellenze che sono le stesse eccellenze che oggi costituiscono la spina dorsale della nostra economia e soprattutto che si dà una garanzia di posto di lavoro. Oggi per ogni prodotto contraffatto noi uccidiamo 10 posti di lavoro, non solo uccidiamo un'azienda che produce, ma uccidiamo il futuro dei nostri figli che non potranno sicuramente trovare un lavoro, ma non solo, ma non troveranno neppure più quei prodotti che da sempre identificano l'essere italiani e che ci hanno fatto grandi nel mondo. Non dobbiamo dimenticare che dopo il marchio Coca-Cola, il secondo marchio conosciuto nel mondo è Made in Italy. E oggi, quando noi stiamo facendo un grandissimo sforzo per sostenere quello che è il nostro sistema manifatturiero, che si basa ovviamente su un'economia e sul Made in Italy, noi dall'altra parte abbiamo il dovere sacrosanto di comunicare in maniera corretta anche al turista che viene. E per questo noi abbiamo anche da poco promosso un tavolo che non è il classico tavolo che arriva per iniziare un lavoro, è un tavolo che fa un bilancio e poi riparte, un bilancio di un lavoro fatto negli anni con le prefetture e con la Guardia di Finanza insieme all'assessore Donazzani e all'assessore Manzato, che è appunto lavoro e consumatore e ovviamente sviluppo economico, proprio per utilizzare quello che è stato un grandissimo successo, un protocollo della prefettura di Padova, messo già assolutamente non solo nero su bianco, ma che ha già dato esiti molto importanti, perché ha permesso di poter sequestrare centinaia e migliaia di prodotti contraffatti, appunto non solo a Padova ma poi a macchia d'olio in tutto il Veneto. Noi vorremmo che questo diventasse un protocollo attivo in tutta la regione, ma non solo. Dall'altra parte io sto finanziando numerosi progetti che in maniera innovativa permettono di identificare il prodotto Made in Italy con un microchip, con un QR code, con tutti i mezzi che oggi conosciamo. Insomma, oggi basta un telefonino per poter leggere un prodotto, leggi la storia del prodotto, ma leggi un paese, leggi una tradizione, leggi anche che è Made in Italy. E quindi tutto questo noi lo stiamo facendo e devo dire da tempo, insomma, noi siamo stati anche la prima regione che ha avuto una legge di marchio, per esempio sul vetro di Murano. Sappiamo che è uno dei prodotti più contraffatti al mondo evidentemente, però è proprio grazie alla storia che noi abbiamo alle spalle che possiamo oggi sicuramente riuscire tutti insieme a dare una risposta.